Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Il cadavere di una giovane migrante ritrovata su un barchino al largo di Lampedusa è la terza tragedia in meno di un mese. Le penne ai passanti, doveva venderle solo lui, le minacce con i chiodi contro chi invadeva il suo territorio in via Etnea a Catania. Denunciato un 35enne per tentata estorsione e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Sferracavallo, i residenti scendono in piazza con una fiaccolata per dare luce alla borgata palermitana, i cittadini stremati, basta atti di violenza e teppismo. Per Martino, in sedia a rotelle, è un'impresa fare una passeggiata in una villa pubblica. Nella giornata internazionale sulla disabilità emergono ancora le barriere fisiche e culturali da abbattere. Un ballo in abiti d'epoca per celebrare la saga dei Florio. Questa mattina a Catania un tuffo nel passato tra parole e musiche per ripercorrere gli eventi dei Leoni di Sicilia. Calcio, il Palermo in piena crisi dopo la sconfitta con il Catanzaro, Corini confermato sulla panchina nonostante una media da retrocessione. Serie C, il Catania questa sera in campo contro la Virtus Francavilla, rossazzurri favoriti, ma Lucarelli invita alla cautela. Il Messina torna alla vittoria e batte per 2-0 il Monterosi a Teramo. Ancora ben trovati, c'è una nuova vittima sulle rotte della speranza, si tratta di una donna, il cadavere di questa giovane migrante è infatti stato rinvenuto sull'ultima carretta del mare agganciata da una motovedetta della Guardia di Finanza al largo di Lampedusa. Si tratta della terza tragedia in meno di un mese con 3 vittime accertate e altri 8 dispersi. Sentiamo Manlio Viola. Rallentano gli sbarchi a causa del mare agitato, ma questo non impedisce nuove tragedie. Il cadavere di una donna è stato rinvenuto a bordo di una lancia libica che trasportava anche altri 107 migranti, soccorsa ed agganciata da una motovedetta della Guardia di Finanza proprio nelle acque di prossimità dell'isola di Lampedusa. L'imbarcazione sarebbe partita da Sabatra, secondo le dichiarazioni dei migranti, che hanno riferito di essere originari di Eritrea, Sudan, Siria, Egitto ed Etiopia e di essere salpati all'1 di notte di mercoledì scorso dalla Libia, pagando da 2 a 4 mila dollari a testa. Sulle cause della morte della donna è stata subito aperta un'inchiesta e l'imbarcazione sequestrata è trasferita in un apposito deposito non appena ultimato lo sbarco. Si tratta dell'ennesima vittima sulle rotte verso l'Europa, la cui porta d'ingresso è ormai quasi sempre proprio l'isola di Lampedusa. Aveva 26 anni, un'altra donna morta 15 giorni fa durante un altro sbarco di cui si è appreso il 22 novembre scorso. In quella occasione erano in 46 e durante il trasbordo sulla nave dei soccorsi la carretta del mare si rovesciò. 3 giorni prima, la sera del 19 novembre, un drammatico naufragio con almeno 8 dispersi, tra cui 2 bambini. 43 i migranti recuperati in quella occasione dalla Capitaneria di Porto che avevano trovato riparo sugli scogli di Capo Ponente. Tra di essi una bambina di appena 2 anni che è morta però a bordo della motovedetta che la stava portando sull'isola. Gli sbarcati oggi verranno portati all'hotspot di Contrada Umbriacola, dove al momento ci sono soltanto 2 migranti. Ieri sera 243 dei 245 ospiti della struttura erano stati trasferiti su disposizione della Prefettura di Agrigento con il traghetto di linea giunto all'alba a Porto Empedocle, da dove sono in corso gli spostamenti di 217 di loro verso l'hub di Catania, mentre 26 minori non accompagnati resteranno nelle comunità dell'Agrigentino. E sono emersi alcuni dettagli che riguardano purtroppo questa nuova tragedia del mare. A circa 24 anni, originaria dell'Eritrea, la donna appunto trovata morta sulla lancia libica con altre 107 persone. La donna viaggiava insieme al marito che è sotto shock e che adesso verrà ascoltato dalla polizia della squadra mobile di Agrigento. Sia l'eritreo che gli altri 106 migranti che erano sul barcone dovranno dunque cercare di ricostruire l'accaduto durante la traversata e che cosa abbia determinato la morte della giovane donna. Andiamo a Catania, girava armato di chiodi, ne aveva 5 nelle tasche, molestava e minacciava i passanti in via Etnea, ha denunciato un 35enne per tentata estorsione e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Emanuela Corsi.
Molestava i passanti e minacciava i rivali con dei chiodi per difendere quello che considerava il suo territorio in pieno centro a Catania. A fermarlo gli agenti della squadra volante intervenuti davanti ad un noto negozio di via Etnea dove era stata segnalata una lite. Sul posto hanno identificato l'uomo, un pregiudicato catanese di 35 anni che importunava i passanti tentando di vendere delle penne. Perquisito è stato trovato in possesso di 5 chiodi in acciaio della lunghezza di 15 cm l'uno nascosti all'interno di un borsello. L'uomo è risultato inoltre sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Durante le fasi del controllo il 35enne, visibilmente innervosito, ha iniziato ad inveire anche contro gli agenti minacciandoli. Nel frattempo un'altra volante è stata fermata da un giovane senza fissa dimora, il quale ha raccontato ai poliziotti che poco prima, mentre chiedeva l'elemosina davanti allo stesso negozio di via Etnea, era stato avvicinato da un uomo corrispondente poi al 35enne. Quest'ultimo gli aveva intimato di andarsene puntandogli uno di quei chiodi rinvenuti nel corso della perquisizione e minacciandolo che gli avrebbe portato via tutti i soldi perché quella zona era territorio suo. È stato l'intervento di alcuni passanti che avevano allertato il 112 a far sì che il pregiudicato desistesse dai propri intenti. Dopo aver acquisito la denuncia della vittima e sequestrato i chiodi, il 35enne è stato condotto presso gli uffici della Questura di Catania per l'identificazione e denunciato per tentata estorsione, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Adesso andiamo a Palermo, esattamente nella borgata marinara di Sferracavallo, dove i residenti, per dire no alle continue risse, alla violenza, agli atti di teppismo, sono scesi in piazza con una fiaccolata. Sentiamo il servizio che è di Marco Gullà. Sferracavallo scende in piazza, una fiaccolata, quella di ieri sera, per fare luce sulle tante criticità che attanagliano la borgata palermitana, dalle ripetute risse ai problemi legati all'inquinamento e alle zone poco illuminate in balia del degrado. I residenti di Sferracavallo sono esasperati e chiedono a gran voce che vengano puntati i riflettori sui problemi del quartiere, chiedono maggiore attenzione, che si risolvano prima possibile le cause che hanno determinato lo scarico di liquami in falda, di avere un presidio fisso di pubblica sicurezza in piazza Peccadelli e nel lungomare di Barcarello. Inoltre l'installazione di telecamere da inserire nel nuovo circuito collegato alla control room della polizia urbana. Un'altra criticità che stiamo affrontando e mettendo in evidenza sono gli atti di teppismo che si sono verificati quest'estate a Barcarello e in piazza Beccadelli con delle liti furibonde. Quindi un altro aspetto che vorremmo che si risolvesse, magari mettendo a disposizione una postazione fissa di carabinieri, di polizia, di guardia di finanza, insomma, in modo tale che si faccia deterrenza e non si verifichino più queste violenze. I cittadini chiedono inoltre il rispetto delle regole e della legalità a fronte di una minoranza, si legge in una nota, che preferisce vivere nell'anarchia e nell'illegalità. Sferracavallo non vuole essere più considerata la valvola di sfogo del disagio sociale della città. La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 67 anni ritenuto responsabile di furti all'interno di alcuni supermercati della città e della provincia, a cominciare dalla denuncia di una donna che aveva subito il furto del proprio portafogli mentre stava facendo la spesa. Per quanto riguarda le indagini che sono seguite, anche attraverso le telecamere degli altri supermercati, si è potuto notare che l'uomo agiva con lo stesso modus operandi anche in altre situazioni. E oggi ricorre la giornata internazionale della disabilità, tanti pregiudizi, le barriere fisiche e culturali che sono ancora purtroppo da abbattere. Papa Francesco ha sottolineato la vulnerabilità di queste persone molto spesso emarginate dalle istituzioni. Abbiamo incontrato Martino con Tonino De Mana. Barriere fisiche e culturali da abbattere, inciviltà e tanta ignoranza. La giornata internazionale sulla disabilità apre le porte a tanti problemi che, al di là di parole e programmi, restano irrisolti. E mentre la politica si interroga, litiga e taglia fondi, per il popolo dei diversamente abili non è una giornata memorabile, perché di fatto cambia poco o nulla, visto che le difficoltà sono quotidiane. Ad Acireale incontriamo Martino. Per lui è già un'impresa fare una passeggiata in una villa pubblica. Uno deve farsi un corso accelerato per poter guidare le sedie a rotelle, perché le difficoltà sono tante. Le giornate da vita come oggi
forse servono a poco, perché dovrebbero essere 365 giorni, tutti i giorni dell'anno si dovrebbe pensare alla disabilità, si dovrebbe pensare all'abbattimento delle barriere, si dovrebbe pensare all'inclusione, a non parcheggiare nei posti riservati ai portatori di handicap, a lasciare lo spazio dove poter scendere e salire la carrozzina, perché spesso ci mettono anche i motorini a fianco, quindi è un problema abbastanza serio, e soprattutto nei centri commerciali, dove la cosa più assurda è che le persone mettono le macchine nel posto riservato e non sono autorizzati, poi vanno a prendere il carrello da un'altra parte e fanno avanti e indietro 4 volte, mentre invece se lasciano la macchina vicino al carrello magari fanno un solo viaggio. La gente ha rispetto nei confronti delle persone con disabilità? Solo chi la conosce, chi non la conosce non la prende sul serio, o hai un amico o hai un parente o proprio la vivi, altrimenti ti giri dall'altra parte. Pensi che le persone possono aiutarti, invece poi ti ritrovi solo con il gruppetto che di solito ti aiuta, e solo quelli. Papa Francesco ha sottolineato la vulnerabilità di queste persone, spesso emarginate a causa di tanti pregiudizi. C'è bisogno di programmi e di iniziative che favoriscano l'inclusione, ha ribadito il pontefice. È necessario avviare un percorso più accogliente all'insegna di una comunità, anche parrocchiale, più inclusiva e solidale. Il resto lo dovranno fare le istituzioni e la gente comune, perché spostarsi in carrozzina non è certo un lusso ma una necessità. In via Bentivoglio a Catania notiamo uno stallo per disabili. Accanto c'è un marciapiede, in bella mostra pezzi di auto, dove anche un pedone avrebbe difficoltà a muoversi. Figuriamoci, un diversamente abile. Si studia danza classica al liceo Musco di Catania per diventare ballerini e chissà, magari ambire a palcoscenici di grande rilievo. I giovani invitati intanto a danzare sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Giusy Lazzara. Benvenuti nell'aula di danza del liceo coreutico Musco di Catania. 5 classi, più di 100 alunni che studiano come nella scuola dei Saranno Famosi della serie TV cult degli anni '80. Qui non è finzione, tante le ore passate alla sbarra, le prove per perfezionare una coreografia o un plié. Impegno e fatica premiati con l'invito a danzare sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. È stato emozionante, un'emozione che io ricorderò per sempre, soprattutto l'ansia che avevo prima di entrare, perché c'erano anche telecamere, un pubblico veramente importante. Non c'è solo disciplina quando si danza, è una continua ricerca per scoprire il proprio talento. Grazie all'opportunità che abbiamo avuto di apparire molte volte in televisione, anche in diretta in TV, comunque ci dà la possibilità di farci notare in giro, ovviamente nella nostra regione ma anche in tutta Italia. Noi studiamo sia la mattina ma anche il pomeriggio, anche anche orari serali fino alle 9 di sera, alle 10, inoltre dobbiamo anche studiare le altre materie, poiché al liceo coreutico non si studia soltanto danza. Non solo tecnica, c'è passione anche per chi deve formare nuovi ballerini. Il liceo ha proprio questo come obiettivo, quello della formazione come persona, il creare altre tipologie di sbocchi che possono essere quello della danza come professionismo, nell'ambito del professionismo, ma anche quello di tutto il mondo culturale e formativo che ruota attorno a un'arte come quella della danza. La danza classica come offerta formativa in questa scuola che cresce con gli alunni e li accompagna e prepara per il futuro. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. Siracusa celebra i 100 anni dalla fondazione della scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università di Catania. Il direttore Malfitana dice: guardiamo sempre all'innovazione. Francesco Aloi. Nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio, Siracusa celebra i 100 anni della scuola di specializzazione in beni archeologici. Da Paolo Orsi, primo direttore, ad oggi, tanti i grandi personaggi che sono passati da qui. È la seconda scuola archeologica al mondo dopo quella di Atene, fondata da Paolo Orsi nel 1923. Oggi una grande festa che soprattutto ricorda non solo e tanto la ricorrenza, ma quando la vitalità di questa scuola, che da qualche anno ha ripreso appieno la sua straordinaria funzione di formazione degli archeologi siciliani e italiani. Una didattica innovativa che va a braccetto con diversi tipi di esperienze, non solo tra le mura dell'aula. È questo uno dei punti di forza. L'innovazione si produce con una didattica integrata, con tante esperienze che
consentano ai nostri allievi di passare dalla teoria alla pratica in maniera repentina e soprattutto di inserirsi all'interno di un mercato del lavoro che è quello di una futura professione, quale è quello dell'archeologo, che dovrà diventare una professione pari alle altre. Docenti e allievi hanno anche presentato un volume che ripercorre il secolo di storia della scuola. L'archeologia, che da un lato serve per guardare al passato, dall'altro per programmare il futuro. Adesso vi portiamo a Catania, nella Sala Bellini di Palazzo degli Elefanti, per vivere un tuffo nel passato tra parole e musiche, per ripercorrere gli eventi che hanno coinvolto la storia affascinante della famiglia Florio nei Leoni di Sicilia. Simona Mazzone. Dal Gattopardo ai Leoni di Sicilia il passo è breve quando di mezzo c'è la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, che sceglie sempre Catania per celebrare i più bei simboli del passato, tra fantasia e realtà, tra personaggi romanzati e vite reali, come quelle dei Florio, di cui si è celebrato nella Sala Bellini di Palazzo degli Elefanti il romanzo scritto da Stefania Auci e la serie Disney di cui proprio lui ne è coreografo. Da quest'anno siamo anche la compagnia dei Leoni di Sicilia, perché ho avuto la fortuna di essere chiamato da Paolo Genovese per fare le coreografie del film, e anche il corpo di ballo dei danzatori professionisti è quello della Compagnia Nazionale di Danza Storica, supportato, come si può vedere anche alle mie spalle, da tanti figuranti di scena che noi sono i nostri amici allievi, le dame e i cavalieri della compagnia da tutta Italia. Durante l'appuntamento, uno dei 3 fissati questo fine settimana, un dibattito sulle radici del romanzo. Perché la saga dei Florio appassiona così tanto? Credo che sia dovuto a un complesso di fattori, l'umanità delle persone, non personaggi, lo sottolineo sempre, il fatto che ci sia un'ascesa sociale, anche una caduta altrettanto rovinosa in cui molte famiglie comunque hanno modo di rivedersi anche nel loro piccolo, anche nella loro dimensione privata, e poi soprattutto il racconto di un passato che risuona moltissimo nel nostro presente. Eppure tra i personaggi del Gattopardo e la famiglia Florio pare esista una correlazione. Si vocifera, ma sembra che non fosse solamente una voce, c'era un legame d'amore affettivo tra Beatrice Filangeri Tasca di Cutò, la mamma di Tomasi di Lampedusa, e Florio Junior, Ignazio Florio Junior. Un evento tra parole e musica grazie all'esibizione dei danzatori del liceo coreutico Angelo Musco di Catania, accompagnati dall'orchestra del Conservatorio Etneo, presenti il sovrintendente del Teatro Bellini Giovanni Cultrera e i presidenti dei Lions e del Rotary, rispettivamente Maurizio Gibilaro e Giuseppe Petino. E adesso ci fermiamo ancora e poi una nutrita pagina dedicata al calcio. Ultima parte del nostro telegiornale. Palermo in piena crisi dopo la sconfitta contro il Catanzaro, rosanero che sono scivolati all'8° posto in classifica, e Corini comunque è confermato sulla panchina nonostante una media da retrocessione. Marco Gullà. Eugenio Corini rimane l'allenatore del Palermo anche dopo la sconfitta con il Catanzaro, e non ci sono nemmeno gli indizi e gli elementi per poter dire che la partita con il Parma, ovvero la prossima, sarà l'ultima spiaggia. È crisi nera per il Palermo, che da ieri si trova all'8° posto in classifica, è lontana la vetta, ma la formazione rosanero rischia anche di fare peggio e scivolare sempre più giù. Il City Group guarda e passa a distanza. La piazza rosanero insorge contro allenatore e squadra e reclama l'esonero di Corini per dare una sterzata, ma la società inglese non ha preso provvedimenti. Si continua con Corini, che a sua volta in sala stampa continua ad avere una visione tutta sua della realtà, e alla domanda cosa si salva dal match con il Catanzaro, questa è la risposta. Bisogna vedere come la interpreti. Io penso che per le risorse che oggi la squadra ha a disposizione, in termini di giocatori, in quelli che oggi ho a disposizione, che dobbiamo gestire rientri da infortuni, a livello, qualche gestione a livello di condizione globale, la squadra ha fatto una partita intensa, coraggiosa, contro un avversario che sicuramente da questo punto di vista leggerezza mentale ha più di noi.
Abbiamo pagato a caro prezzo una disattenzione sul finale del primo tempo, un'altra a inizio di ripresa. I numeri però dicono ben altro, dicono di una squadra che ha fatto 5 punti in 7 partite, una piena media da retrocessione. Il silenzio anche del presidente Dario Mirri è assolutamente inquietante. Colui che dovrebbe essere un collante tra tifoseria e Citigroup si sta rivelando invece una barriera. E alle 20:45 di quest'oggi al Massimino il Catania sarà in campo contro la Virtus Francavilla. Rossazzurri decisamente favoriti, ma Lucarelli però ha tenuto a precisare che non bisogna farsi prendere da troppa euforia. Francesco Triolo. La forza dell'entusiasmo, la spinta del Massimino. Il Catania questa sera contro la Virtus Francavilla vuole ingranare la quarta per allungare la striscia di vittorie consecutive in campionato e dare ancora maggiore spinta alla rincorsa verso la zona playoff. A pesare potrebbero essere anche 100 minuti di coppa contro il Crotone, ma oggi più che mai è importante dare un segnale diverso all'ambiente e al campionato. C'è il giusto entusiasmo e deve rimanere entusiasmo, perché se diventa euforia è pericoloso. È molto pericoloso. Noi diventiamo, i problemi li abbiamo quando siamo forse troppo euforici e diamo troppo per scontato magari certe cose. Contro i pugliesi, quintultimi in classifica e reduci dalla vittoria sul Brindisi dopo 7 turni senza successi, non sarà facile. Lucarelli ha elogiato il loro tecnico Chiuzzi. Con il nuovo allenatore che oltretutto ha anche delle idee, delle buone idee, delle ottime idee di calcio e di gioco, ha fatto una salvezza miracolosa a Cosenza, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato a Olbia, l'unica partita che ha fatto con il Brindisi quando è arrivato al Francavilla ha già fatto vedere un certo tipo di calcio, e quindi sicuramente è una partita molto complicata, come ho detto, probabilmente per tanti aspetti, anche il discorso delle 3 partite nostre, dei supplementari disputati, sicuramente la più difficile sulla carta da affrontare da qui alla fine del girone d'andata. Sulla formazione alla vigilia Lucarelli non si è sbilanciato più di tanto, ha tutti a disposizione quasi, mancano solo Rizzo e Ladinetti, ma il 4-2-3-1 non dovrebbe comunque subire cambiamenti e la formazione sembra quasi scritta con 2 ballottaggi, uno in difesa tra il favorito Lorenzini e Silvestri ed uno a centrocampo con Marsura che vede insediato il posto da titolare da De Luca e Bocic. Di Carmine sarà alla punta, con Sarau squalificato toccherà a Dubicas fare il vice centravanti. Appuntamento alle 20:45 al Massimino. Prevista una grande cornice pubblica e Telecolor racconterà il pre-gara già da mezz'ora prima, commentando la partita e dando a chi resta a casa anche la possibilità di ascoltare le parole dei protagonisti dopo il 90°. E restiamo alla Serie C con l'anticipo della 16ª giornata del campionato. Il Messina è tornato a vincere, ha battuto 2-0 il Monterosi a Teramo. Sergio Colosi. Lo scontro salvezza di Teramo è una prima sentenza in coda. Dopo 5 sconfitte consecutive il Messina vince, non accadeva dal 15 ottobre, 1-0 sul Giuliano, e in trasferta da 9 mesi 1-0 a Potenza. La squadra salva la panchina al tecnico Giacomo Modica e allunga più 5 sull'ultimo posto occupato dal Monterosi, che ha fallito l'operazione sorpasso. Nonostante il forte vento, partita prima noiosa e poi piacevole in bilico, ricca di episodi e colpi di scena. Il primo al minuto 36 con lo stacco aereo vincente di Pacciardi sull'angolo di Firenze, centrocampista dai piedi buoni in un reparto con tanti operai. Si va a riposo con un errore di Vano che da mezzo metro e a porta spalancata colpisce la traversa. Nella ripresa Fumagalli diventa il protagonista nel contesto di una squadra aiutata anche dalla fortuna, come in occasione del rigore per tocco di braccio dell'inesperto Scafetta, calciato da Silipo sulla traversa. Al minuto 25 il Messina, in formazione d'emergenza con 6 assenti, raddoppia dagli 11 metri. Ragusa procura il penalty che Mausso trasforma con freddezza. La stessa che manca invece al 40° minuto al bomber dei laziali Costantino, da poco in campo e fermato da Super Fumagalli nel terzo rigore di giornata, secondo per il Monterosi. Il portiere del Messina blinda il risultato nel recupero e finisce 2-0, successo inatteso ma prezioso per morale, autostima e classifica. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 finisce qui. A tutti voi grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica e vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19.